Tosi. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti alla festa della Lega Nord, festa nazionale della Lega Nord Romagna, e benvenuti a Cervia, Milano Marittima è lì, benvenuto ancora al sindaco Flavio Tosi, che questa sera dovrà sopportarmi per una cinquantina di minuti. Cercheremo di estrapolare le sue riflessioni con la massima tranquillità, partendo, caviamoci il dente subito, è l'unica cosa che gli ho detto, l'unica domanda che gli ho fatto prima di salire sul palco, il caso Kyenge, che se ne è parlato per una settimana perché doveva venire qui sabato sera, confrontarsi con Zaia, poi è successo quello che è successo, scuse non sono arrivate da Maroni, però ieri vi siete incontrati e tutti i telegiornali, i giornali oggi hanno detto appunto che le scuse sono arrivate da Flavio Tosi. Come è andata? Allora, intanto buonasera a tutti, io ringrazio gli amici della Lega di Romagna, ringrazio ovviamente in particolare i militanti, quelli che stanno in cucina, perché qua c'è caldo, in cucina si muore, quindi ringrazio in particolare loro per il lavoro che stanno facendo a favore di noi tutti, quindi chiederei un applauso soprattutto per chi sta là ancora adesso con questo caldo infernale. Allora, la presenza del ministro Kyenge a Verona era prevista da diverse settimane, quindi prima che cominciassero le polemiche, le offese gratuite, stupide, e le polemiche. Le offese personali sono sempre stupide e gratuite, perché al di là del ministro, al di là di tutto, la persona non va mai offesa e quindi male ha fatto chi l'ha offesa. Anche perché chi l'ha offesa ha spostato il dibattito su quella questione che appunto è quella delle offese personali, con le scuse che io le ho portato ieri a Verona, perché mi pareva doveroso personalmente, perché faccio parte della Lega Nord, e come parte politica, perché appunto le persone non bisogna, il rapporto personale, io fra i migliori amici che ho anche a Verona sono anche persone anche di rifondazione comunista che da un punto di vista politico magari la pensano esattamente all'opposto del sottoscritto, ma con i quali si va d'amore d'accordo, perché uno può avere un'idea politica diversa, però si deve avere rispetto reciproco, e quindi per questo ho chiesto scusa al ministro. E dicevo, l'errore fra l'altro è stato quello che si è per settimane discusso d'altro, mentre invece il problema dello ius soli anziché del reato di clandestinità, dei problemi veri che riguardano la gestione dell'immigrazione, che fra l'altro noi li guardiamo in piccolo, il problema vero è la questione anche europea del rapporto sulla gestione dell'immigrazione. Dicevo, alla fine non si è parlato dei problemi reali, dicevo la questione europea, perché noi alla fine siamo fra l'incudine e il martello, noi Italia parlo, quindi come sistema paese, perché poi si fa la polemica se arrivano a Lampedusa, se fai i respingimenti, in quale modo gestisci o non gestisci l'immigrazione clandestina, il fatto che magari il ministro, e questa è una cosa che le ho detto e le ripeto, se tu fai passare dei messaggi che fanno pensare che arrivando in Italia in qualche modo può essere regolarizzato, rischi di favorire l'immigrazione clandestina. Ma dicevo, noi la guardiamo qui nel mio contesto nazionale. Il problema vero è che noi siamo ovviamente la porta d'Europa all'immigrazione e quindi anche all'immigrazione clandestina. Il resto d'Europa, una parte, l'Africa, perché evidentemente l'immigrazione clandestina arriva principalmente da lì, almeno quella via mare, sfrutta l'Africa, perché se guardiamo anche episodi del recentissimo passato, come il bombardamento francese sulla Libia, non è stato fatto per motivi umanitari, è stato fatto perché in Libia c'è il petrolio e quindi la Francia gli interessava economicamente mettere piede in Libia. La Libia era il nostro primo partner commerciale, nel senso che per la Libia noi eravamo il primo partner commerciale, era il paese più benestante d'Africa, nel senso che i cittadini autoctoni libici erano quelli che stavano meglio, perché se voi andate a guardare i dati del Ministero dell'Interno e andate a guardare prima della guerra civile, del bombardamento francese, a dire la verità, è una guerra civile indotta, e quanti clandestini libici c'erano in Italia? Non ce n'erano, perché appunto stavano bene, e alla Francia quindi è parso opportuno, in maniera molto cinica, andare a prendersi quel mercato nel modo che ha attuato. E dicevo, l'Europa prima fa questo tipo di scelte, nel senso che c'è qualcuno che in Africa fa i suoi interessi, in un certo modo li fa, però fa i suoi interessi,
Poi quando c'è stata l'ondata dal Nord Africa, l'ultima ondata dal Nord Africa, la generosa Francia ha chiuso le frontiere con l'Italia, perché quando l'Europa dice all'Italia tu devi avere un certo tipo di atteggiamento, tu nel senso tu Italia t'arrangi, però quando hai il problema noi chiudiamo le frontiere, che è una cosa che neanche si potrebbe fare, perché in base ai trattati europei uno le frontiere non potrebbe chiudere all'interno di Schengen, però vi ricordate che a un certo punto la Francia disse i treni a Ventimiglia non passano, vediamo chi c'è sopra e chi viene dal Nord Africa ve lo mandiamo indietro. Allora il problema vero dell'immigrazione è questo, il fatto che noi ci sorbiamo tutti gli oneri, anche sociali, rispetto a questa problematica, e il resto dell'Europa eventualmente sfrutta l'Africa per altri motivi. Allora su questo tipo di problematiche si deve discutere. La questione degli ius soli, io sono sindaco da 6 anni, mi sono tenuto la delega per i rapporti con le comunità straniere della mia città, rapporti ottimi devo dire, perché io parlo con i rappresentanti. Che percentuale stranieri c'è? Noi a Verona abbiamo il 15% quasi di stranieri, quindi una percentuale molto alta, ben integrati, perché non lo dice il sindaco Tosi, lo dicono studi della Bocconi, studi del CNEL, che a Verona c'è un'ottima integrazione, perché appunto c'è rispetto delle regole, rispetto reciproco, chi viene a Verona sa che ci sono delle regole da rispettare che valgono per gli stranieri e valgono per gli italiani, perché con rispetto alle regole si fa integrazione, senza rispetto alle regole l'integrazione non c'è, tant'è che abbiamo vinto le elezioni 6 anni fa anche per questo, perché c'era chi aveva un'impostazione diversa. E quindi dicevo, a Verona una città, no, ma è un fatto dimostrabile, basta andare a Verona e vedere e parlare con i cittadini stranieri, con i quali ci siamo incontrati anche ieri col ministro Kyenge, che vivono bene a Verona perché è una città dove sanno che ci sono diritti e doveri, regole di rispetto reciproco, e in quelle la grandissima parte degli stranieri presenti si riconoscono, e quelli che non si riconoscono nelle regole sanno che magari è meglio che vadano altrove, e questo dovrebbe essere le regole di un paese democratico. E le comunità straniere non sono mai venute a parlarmi di cittadinanza in 5 anni, di ius soli, non gliene può fregare di meno. A loro interessa la casa, il lavoro, la scuola, che sono i bisogni primari di qualsiasi comunità. Il parlare di ius soli, di cittadinanza anticipata, è un fatto demagogico che serve a portare lo scontro ideologico, ma che non risolve né i problemi dell'Italia né i problemi dell'Africa. I problemi dell'Africa andrebbero risolti in Africa, perché l'Africa non è un continente povero, l'Africa è un continente molto ma molto più ricco dell'Italia. L'Italia è un paese povero, risorse non ne abbiamo, risorse naturali. Il problema dell'Africa è che appunto sono mal governati, e spesso sono mal governati perché hanno dei governanti che sono al soldo delle multinazionali, e quando le cose non vanno o gli finanziano le guerre civili o li bombardano. Questo è il problema africano, che sarebbe un continente ricchissimo se fosse fatto crescere e sviluppare a casa loro. Parlo da sindaco di una città di missionari, perché i comboniani e tanti altri vengono da Verona, e non è che i missionari vengano perseguitati come spesso accade in Africa perché sono cattolici cristiani, vengono perseguitati perché siccome vanno là a portare conoscenza, sviluppo, intelligenza e quindi autocoscienza, e chi governa un popolo di disperati li può governare più facilmente se il popolo non ha cultura e conoscenza. E questo è il problema africano, e quindi il problema africano andrebbe risolto andando a dare la possibilità a quei popoli di autogovernarsi davvero, di svilupparsi, perché il continente in sé per sé sarebbe ricchissimo. La soluzione dei problemi dell'Africa non è certo far venire qua centinaia di migliaia di disperati che non risolvono né il problema dell'Africa e al limite mettono in difficoltà il sistema paese Italia, che da un punto di vista sociale non regge più, perché poi evidentemente chi viene qua e non trova casa e lavoro rappresenta un costo sociale insostenibile in un paese dove casa e lavoro non c'è neanche per gli italiani. Bene, abbiamo chiuso il ragionamento. Con lei poteva venire il ministro Kyenge stasera per fare una chiacchierata tranquillamente.